un'altra sbandata si trova sempre nel mondo. Allora eccoci rientrati in Studio Shorts. Volevi aggiungere qualcosa a proposito dell'ISIS? Sì, no, io dicevo, Tullio, giustamente, perché in questo momento l'organizzazione più potente e più criminale al mondo in questo momento è l'ISIS, sicuramente insieme a Al-Qaeda, Boko Haram, che sono affiliati poi, in fin dei conti sono, e poi non parliamo dei talibani che appunto in Afghanistan e una parte in Pakistan. Il discorso è che questi, affinché ci sono, perché non sono soli questi, oltre al discorso della vendita del petrolio, contrabbando, tutto quello certo, che di cui abbiamo parlato, droga, certo. reperti archeologici, perché quello che vediamo noi, che abbiamo visto, i pezzi grossi che venivano giù, questi fra l'altro non sono neanche autentici quei pezzi là, ma i reperti piccoli già sul mercato internazionale. E il discorso è che ci sono, quando io mi domando, dico, ma scusate, c'è il fatto, si parla sempre del mondo islamico, benissimo, allora appena abbiamo dovuto coprire le statue a Roma perché è passato Rouhani, il presidente della Repubblica delle Impiegagioni dall'Iran, e che quello è una repubblica islamica. Quando penso che l'Arabia Saudita, il paese più potente e che più forte partner dall'Occidente, cioè, e poi insieme agli Emirati e a Qatar sono finanziatori ormai dall'ISIS, è chiaro a tutti. Poi c'è anche la Turchia. Allora qui in pratica non si fa veramente, perché è proprio per comodità e per convenienza politica, non si fanno gli analisi per far capire ai cittadini chi sono questi e come si può intervenire, come si può aiutare chi sta veramente combattendo questi criminali. Anche questo penso che sono punti fondamentali. Certo, adesso sentiamo invece il commento il giorno stesso degli attentati che abbiamo raccolto a Venezia dal presidente della comunità ebraica Paolo Gnignati e al rabbino capo Shalom Babut. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto. Per definizione la società pluralistica e la democrazia è vulnerabile. Bisogna trovare il modo per non farsi avvelenare, cioè bisogna trovare il modo di mantenere quei principi per cui abbiamo lottato, rimanere accoglienti, ma anche ovviamente garantire la sicurezza. È un processo molto complesso in cui tutti devono domandarsi come affrontare al meglio. Certo, bisogna rendersi conto che questo è un processo epocale. Di fronte ai processi epocali dobbiamo affinare i nostri strumenti, che però rimangono quelli del dialogo e dell'accoglienza e del rispetto delle persone. Questa è la fondamentale cosa, il rispetto delle persone. Gli attentati che ci sono stati a Bruxelles sono parte evidentemente di un progetto che parte da lontano, che non è che può essere limitato a un giorno o un altro giorno. Cioè, il terrorismo ha il suo obiettivo da raggiungere, quello di destabilizzare e al limite di sostituirsi agli stati, nel senso che nel momento in cui una persona si sente priva di sicurezza, se arriva qualcuno e gli propone la sua sicurezza, allora a questo punto potrebbe anche sostituirsi. In fondo nei paesi in cui per esempio la camorra, la mafia, tutti questi movimenti, finisce che si sostituiscono allo Stato. E il terrorismo in definitiva ha questo obiettivo, soltanto che l'Europa, gli Stati europei, i governi europei, il più delle volte hanno sottovalutato questo pericolo. Il pericolo che domani la sicurezza venga garantita da chi invece proprio vuole incutere terrore. Allora Dinka, abbiamo vissuto in Europa questi attentati, ma ricordiamo che poi c'è tutta l'area del Nord Africa che per lungo, vediamo la Libia ma anche altri paesi sempre in una situazione di grande instabilità. Il destino anche dell'Europa questo, dobbiamo aspettarci una possibile... Mercoledì, in queste ore abbiamo una delegazione con Di Battista e Maglio Di Stefano che sono in Russia e incontreranno il Presidente della Duma.
Mercoledì, in questa fase di primi incontri, io stesso ho incontrato il presidente della Commissione Esteri della Duma, Puskov, me lo devo scrivere perché certe volte i nomi non sono così semplici. In questo incontro abbiamo appunto potuto parlare anche delle problematiche internazionali. Chiaramente insomma, lui la vede, i russi vedono in maniera troppo liberalista forse il nostro essere in Europa, quindi avere queste frontiere aperte, e l'accoglienza sicuramente non è uno dei valori forse più importanti in Russia. Io sono d'accordo con le parole, chiaramente l'accoglienza è una fase importante, però occorre mitigare il momento perché non è un momento facile. Mentre parlavamo con Puskas, è intervenuto anche sulla questione siriana, quindi ha detto insomma, quello che era la loro visione per la Siria, il loro lavoro è terminato per certi versi, si stanno ritirando in questo momento. Sulla Libia invece ha fatto un discorso completamente diverso, lì ha parlato di diplomazia. L'Europa deve avere la capacità di avere una diplomazia molto più avanzata e deve essere appunto capace di mettere insieme Tripoli con Bengasi in questo momento e riportare il Parlamento a Tripoli. In questa visione loro non vogliono intervenire dal punto di vista militare, la Russia se ne tiene fuori, non vuole assolutamente fare l'errore che ha fatto Sarkozy con la Francia negli anni passati e per cui Gheddafi è stato tolto di mezzo in maniera molto violenta. Abbiamo sentito che le parole di Obama, insomma, quando ha fatto riferimento ai francesi e agli inglesi per come si sono comportati con la Libia. Questa è la loro visione, più chiedono che vi sia veramente un'interfaccia tra la NATO e la Russia. La NATO non deve essere semplicemente succupe degli Stati Uniti e quindi non deve semplicemente cercare di mettere diciamo, una barriera tra Europa e Russia sul confine della Polonia e degli altri paesi che sono appunto interfaccia diretta con i confronti della Russia e chiede in questo momento di poter avere un connubio, un forte confronto su cosa possa essere messo in campo da parte della Russia e della NATO, quindi una NATO con visione sicuramente non soltanto filoamericana ma con una visione più ampia contro il terrorismo internazionale. E questa è la sua visione. Più ha chiesto una cosa molto semplice, ha chiesto che la blacklist dei 20 parlamentari russi e dei 20 parlamentari europei che in questo momento è presente, per cui non ci possono essere questi spostamenti tra Russia ed Unione Europea, venga tolta. E quindi questo sarà un passaggio che io stesso ho detto che cercheremo di fare a livello di Commissione Europea e giustamente insomma, mi sento come Veneto di aver portato alla sua attenzione anche i problemi dell'embargo, insomma, che ha messo in difficoltà il nostro Paese con 250.000 posti di lavoro persi, si parla di circa 2 milioni di posti di lavoro persi in Europa per colpa dell'embargo nei confronti della Russia e di aver perso insomma, tra i 10 e i 12 miliardi di fatturato delle nostre aziende. Su questo insomma, sono dimostrati di ampia veduta perché poi insomma, i termini economici con certi tipi di delegazioni sono importantissimi. Cercheremo di andare verso questa strada. Certo. Valdegameri, la soluzione della situazione siriana secondo lei sarebbe risolutiva? È stato importante l'intervento da parte della Russia, ma la cosa che mi chiedo, al di là della Siria, ma tutto il contesto generale, alla fine questo ISIS, non possiamo circoscriverlo a 4 sbandati, è un'organizzazione complessa, che è un'organizzazione che sicuramente che necessita di una quantità enorme di denaro, e quindi di una intelligence organizzativa che non fa parte di 4 sbandati che si trovano per i rioni di Bruxelles. Ecco, e questo ora il paradosso qual è? Che tutti dichiarano di combattere l'ISIS, americani dicono noi combattiamo l'ISIS, però poi alla fine non si va a cercare di capire chi sono i finanziatori, chi ci sta dietro, da dove vengono le risorse, perché fin tanto che non andiamo a sradicare la fonte del sostentamento economico di questa organizzazione, di questo parastato, di questo sistema distruttivo, chi c'è? Se non andiamo a rimuovere chi lo finanzia, alla fine è un'azione ipocrita. Alla fine insomma, ci prendiamo in giro. Alla fine, allora, siccome si sa chi c'è dietro, non è un mistero perché i flussi finanziari, se si vuole, si controllano, si riescono a controllare, perché alla fine che muove il mondo è l'economia, i flussi finanziari, perché se tu togli l'economia, togli i flussi finanziari, il sostegno economico, gli sbandati tornano a casa loro in fretta perché non c'è più nessuno, e quindi bisognerebbe cominciare a interrogarsi veramente per capire a chi giova, chi c'è dietro, chi è che trae utilità dal fatto che ci siano queste destabilizzazioni, questi personaggi. Spesso chi finanzia questi
questa organizzazione è alleato con chi finge di combatterla, perché più che combatterla finge di combatterla. Ecco, io apprezzo molto, per esempio qui sono anzi contento questa sera in trasmissione ci siano rappresentanti anche un po' del popolo curdo, tra l'altro un popolo che qua ci serve a fare un ragionamento generale, perché è l'unico popolo senza Stato, che c'è uno dei tanti popoli senza Stato, però è un popolo che purtroppo è stato sacrificato dalle grandi strategie internazionali ed è diviso in 3-4 stati, avrebbe diritto a avere il loro Stato, quindi però effettivamente bisogna darne atto. Io li ringrazio perché sono tra i pochi che si stanno adoperando per, e poi a beneficio di tutti, perché beneficiamo anche noi nell'Occidente, per a cercare di combattere questo ISIS. Devo dire che noi cosa dobbiamo la fare? Russia ha fatto la propria parte, però credo che sia l'Occidente, sia l'azione dell'Occidente, soprattutto l'azione degli Stati Uniti d'America, è molto carente e molto ambigua. Dobbiamo sciogliere questa ambiguità e dobbiamo cominciare a dire che parte stiamo e cosa tendiamo a fare veramente. E noi cosa dovremmo fare? Chiudere le frontiere? Noi dovremmo muoverci in sintonia con un'azione da parte della NATO coordinata per vedere, ma soprattutto occorre muoverci dal punto di vista del sostentamento dei flussi finanziari. Cioè un'azione non è semplicemente fare una guerra, perché poi alla fine le guerre si fanno, d'altra parte si hanno armi che vengono acquistate con delle risorse che vengono da qualche parte. Dobbiamo cominciare a metterci sul piano una strategia di, tra virgolette, di ricatto internazionale per rimuovere le fonti di questo conflitto, le fonti finanziarie. Certo, quella è la prima cosa da fare. Armi che molto spesso arrivano anche dai paesi... Ma siamo noi che le vendiamo anche direttamente poi. Che era là. È così, no? I finanziatori li conosciamo, ne abbiamo anche già parlato anche qua in trasmissione, no? Cioè il Qatar, poi a parte quelli, diciamo, il Qatar ha interessi in Siria per questo famoso gasdotto che non si è riuscito... Il Qatar avrebbe interessi un po' dappertutto, aveva interessi anche in Libia, se ricordiamo, è stato uno dei principali, diciamo, promotori del cambio di regime. E lì in maniera abbastanza esplicita. Il problema è che adesso nel caso della Siria possiamo noi imputare direttamente allo Stato in quanto entità di aver finanziato direttamente l'ISIS? Possiamo darci anche una risposta? È questa la domanda. Oppure sono dei sublivelli, diciamo, non completamente chiari dentro potenze regionali che direttamente o indirettamente riescono a far passare questi flussi. È difficile poter fare un'accusa precisa a uno Stato come il Qatar, come l'Arabia Saudita: tu Stato stai finanziando l'ISIS. Quindi deriva una certa complessità, non è facile. Cioè, è vero che, e si sa, e questo è pubblico, è risaputo che per esempio partivano dal Kuwait macchine private con le valigette piene di soldi, raccolti da certi enti benefici, non benefici, eccetera, e passavano il confine. Si può dire quindi che il Kuwait come Stato, come entità, abbia finanziato direttamente? È una domanda da porsi. Per questo diventa... Dobbiamo vigilare di più su questi flussi, allora volendo. Siamo Siccome d'accordo. oggi ormai in un mondo globalizzato si controlla tutto e tutti, se si vuole. Siamo d'accordo. Quindi dobbiamo capire a che livello possiamo esattamente intervenire. Un discorso è dire: tu Arabia Saudita come Stato internazionale, membro dell'ONU, eccetera, eccetera, stai finanziando direttamente. Un discorso è: c'è un sottolivello da dove parte un certo flusso di denaro, e non solo di denaro ma anche di ideologia. L'ISIS ormai sta diventando una ideologia che riesce ad attecchire nelle menti che non hanno identità, nelle menti che non riescono a trovare uno sfogo, una propria vita, una proiezione di futuro. Perché nel momento in cui vediamo anche solo i visi tranquilli di quei due senza il cappello che spingono il carrello, sono assolutamente tranquilli, non danno... Perché sono tranquilli? Perché sono tranquilli? Cioè, perché evidentemente... Mettetevi nell'ordine di idee che uno sta facendosi esplodere ed è tranquillo. Esatto, c'è qualcosa...
C'è qualcosa perché da è pieno di domandarsi. hashish. Allora, il meccanismo che dicevo prima, vengono drogati fino a diventare, non hanno il senso dell'autodifesa, si supera questo livello. Può anche Dopodiché essere. quello che li accompagna, ci vuole un accompagnatore, perché non sono in grado di intendere e di volere. Quindi li porta, poi se ne va, questi su ordine tirano il grilletto, fanno esplodere la bomba e finisce tutto là. Questo è il problema. Allora, vengono ideologizzati prima, c'è un gioco di denaro enorme, ma poi neanche tanto perché si parla di 50.000 euro, quindi questi si fanno saltare, ma quello che è importante è che sono drogati. Io uno dei servizi che ho visto che venivano dalla Francia parlavano di drogaggio di questi personaggi. Il terzo, quello che se n'è andato, non era drogato perché non era scemo, non era dalla droga. Questo è il problema. È la stessa tecnica che veniva utilizzata all'epoca per creare i dormienti, con l'idea che quando vai di là troverai sesso, sì, droga, ma se vogliamo ricordare che sono la mentalità setta degli deboli di assassini. partenza, non c'è dubbio, perché se no non sarebbero dei delinquenti a fare altre cose normalmente. Dobbiamo ricordare che però la setta degli assassini rivolgeva le proprie azioni soprattutto all'interno dell'impero islamico. No, anche fuori. Soprattutto, Sì, però, certo. la maggior parte erano rivolte contro i locali potenti, i locali emiri, eccetera, eccetera. A un certo punto contro i cinesi, quando ci fu un'invasione dei mongoli, e i mongoli diedero un bel colpo, sì, e fu decapitato. Ma io parlo non tanto della tradizione, quanto del meccanismo: denaro, sesso e droga. Questo è il meccanismo. Chiaramente bisogna trovare il soggetto che si adatta a farlo. Quindi c'è una predisposizione, non tutti sono in grado o hanno voglia di fare questa fine. Certo. Però questo è uno dei giochi che funziona. Vengono portati in Oriente, vengono catechizzati in maniera come si faceva una volta, poi tornano e allora questi due vengono beccati in Turchia, messi su un aereo e mandati a casa dicendo: guardate, questi due sono matti perché andranno a fare danni. E qua nessuno neanche gli olandesi, che sanno esattamente dove stanno, cosa fanno e chi sono, non se ne accorgono. Allora, cui prodest, diceva qualcuno, no? Cui bono, diceva Cicerone. A chi giova? No, perché se hanno appena fatto un attentato a Parigi, guarda caso dopo 3 mesi ne fanno da un'altra parte. Queste persone qua, ma cosa mi aspetto? Vadano tranquillamente, che vadano con i fiori a buttarli in giro per la strada, o vado a metterli per terra. Questo è il problema. È chiaro che non non abbiamo dell'intelligence preparate, però guarda caso in certi momenti falliscono. Ma è chiaro, e allora, che le maglie anche diciamo dei sistemi giuridici sono molto larghe in Europa e sono diverse. E allora se in Belgio non potevano fare irruzione perché la legge prescrive che dalle 11 di sera fino alle 5 di mattina non si possa fare, è chiaro che il Abdel Salam poi è sfuggito. È rimasto. Allora dove sta l'Europa in tutto questo? Perché non ci si parla, perché non si unificano su questo? Non diamo la colpa a nessuno. Non diamo la colpa a nessuno, questi sono discorsi generici che non toccano tutti e non toccano niente. I responsabili, i poveretti, non sapevano, erano distratti. No, signori, sapevano perfettamente dove erano, chi erano e cosa facevano e cosa si predisponevano a fare. E hanno anticipato di un giorno, perché quando sono andati a beccare quell'altro che aveva preparato tutto, no? Immediatamente questi hanno anticipato l'evento. Ma non ho capito, abbiamo preso uno di questi, andiamo a pescare anche gli altri, sappiamo dove sono, caspita, non ho capito, numero di telefono e hanno perfino anche il numero di casa e il piano dove stavano. No, scusate, ma se no qui veramente ci prendiamo in giro. Io sento dei discorsi che navigano sul niente. Ma non esiste questa cosa, scusatemi, non esiste. Questa è una premeditazione, perché cui prodest andremo a vedere nei prossimi settimane o nei prossimi anni cosa succederà, perché a far montare la panna
l'abbiamo ancora visto nel 68, e quando gli Stati Uniti hanno detto basta, perché non avevano più nessun vantaggio dopo il sequestro di Dozier, le brigate rosse e le brigate nere sono spariti tutti, non c'era più nessuno. Ecco, allora diamoci una regolata, perché l'ho vissuto a quell'epoca come giornalista e dicevo ogni volta: non sono delinquenti, hanno preso gli scemi del villaggio, ed è la stessa cosa. Adesso, ma la cosa che è opportuno forse meditare è il fatto, come diceva adesso il professor Casen, che questo evento drammatico dell'aeroporto è stato anticipato e non era quello programmato. E se pensiamo che quello programmato era l'attacco alla centrale nucleare, è da rabbrividire, cioè, voglio dire, forse siamo scossi da un evento che evidentemente oltre 30 morti, quasi 300 feriti, alcuni purtroppo anche in condizioni molto gravi, ma se accadeva, se fossero riusciti a mettere in atto con le forme che vediamo nella vulnerabilità della difesa, della sicurezza dello Stato belga, forse erano anche possibili, avremmo avuto veramente un disastro di livello planetario. Quindi, voglio dire questi. Ma io forse do una notizia che è anche riservata, ma è bene dirlo. Riservata, l'ho appresa casualmente e so che è stata girata tra gli addetti sanitari. Noi a Padova abbiamo la Basilica del Santo. Sì. Beh, i medici delle nostre strutture sono stati allertati H24 da qualche giorno, perché potrebbe esserci in via riservata alle strutture. Secondo me sta cosa va detta invece, va detta. Bisogna che noi sappiamo che il livello di pericolo è altissimo anche a casa nostra, non soltanto nel Belgio che siamo qui a criticare. Vedevo anche la stampa e i telegiornali nostrani dire della TV di Stato, sì, lo Stato belga non ha servizi adeguati. Noi siamo tutelati dalle nostre polizia. Cioè, questo è il punto. No, è un'osservazione, una domanda punti sensibili nel nostro paese, sono tutti che c'è Roma, Termini, certo, ogni stazione, Milano, Piazza Duomo, Venezia, Roma, servizi. Hai perfettamente ragione, ma anche l'autobus che io prendo nel mattino all'80, quando è strapieno di persone e arriva davanti a Palazzo a Largo Chigi, potrebbe esplodere come dentro, allora, insomma, per cui alla fin dei conti c'è tantissimi punti sensibili nel nostro paese. Quindi vuoi dire che c'è una forte vulnerabilità anche a casa nostra? Ma ovunque allora, ce n'è. No, ma mi sta bene quello che dice, non è che è un problema immenso. Me lo ponevo come domanda, tu mi dai già una risposta. È un problema diventa un problema di prevenzione e di intelligence. Certo. Quello diventa il nostro problema, basta, perché devi prevenire, perché i punti sensibili sono troppi, dovresti mettere ogni persona con un poliziotto vicino. Attenzione però, perché io ricordo sempre che la notizia dell'imam o sedicente tale di San Donà di Piave che predicava la violenza, da quello che dicono, l'abbiamo appresa dagli israeliani tramite i loro servizi che erano in America, e ci hanno detto che a San Donà di Piave c'era, voglio dire, e noi siamo attrezzati per difenderci. Ma anche su Bruxelles hanno fatto così, avevano avvertito prima dicendo che c'era il problema, per cui gli israeliani vanno ascoltati, tutte quante le intelligence vengono. Allora, se è vero che un problema sicurezza è elevatissimo, io sono pronto come cittadino a sacrificare uno spazio della mia libertà immediatamente, però lo Stato, chi ha la responsabilità della sicurezza, finora non l'ho visto comunicare adeguatamente. Per esempio, a mio parere va comunicata anche questa notizia. Mi sento più tranquillo se c'è una lettura del fenomeno e soprattutto un'attività di prevenzione seria organizzata a livello israeliano. Io mi sentirei, lo dicevamo sempre, noi se riusciamo a fare l'indipendenza, i primi ai quali attingere per la difesa militare e per la sicurezza sono gli israeliani. Costerebbe anche molto meglio certo, non c'è dubbio, con l'1% del PIL del Veneto avresti un servizio 10 volte migliore di quello che è lo Stato italiano, e sarei tranquillo. Ma a parte questo, un'aspettativa. A me pare importante che la politica si assuma le responsabilità, perché al di là della partecipazione di circostanza dobbiamo sentirci tutti più sicuri quando ci muoviamo, perché abbiamo bisogno di muoverci, altrimenti la nostra vita non può. Ecco, esatto. Quindi poi sul problema io credo che bisogna fare un'analisi molto seria, non estemporanea. Mi ha fatto piacere che il professor Khairallah abbia rilevato che
il fattore della mancanza di identità sia un fattore estremamente importante. Noi dobbiamo non rivendicare degli spazi territoriali ma dei valori identitari per dare l'esempio agli altri, e dobbiamo demolire quelli che sono gli ideali, quei miraggi che l'ISIS ha creato, perché l'ISIS ha dimostrato in poco tempo di riuscire a realizzare tra Siria, Iran, tra Siria, Iraq e altre aree una entità statuale che tale non è. E l'ONU, visto che si parla di un'entità statuale, che cosa ha fatto finora? Quale politica è partita? A livello europeo abbiamo visto le lacrime a Mogherini, io sul piano umano l'ho capita, ma sul piano politico mi sono sentito poco tutelato, le sue lacrime non mi proteggono, io ho bisogno che un politico, al di là delle emozioni che è giusto che le esterni, magari non davanti alle telecamere, dia delle proposte. Insomma, il tema è complesso, molto complesso. Certo, va bene. Dopo adesso sentiamo anche la voce della gente, però prima dobbiamo andare in pubblicità, ci ritroviamo subito, tra poco.